Associazione mafiosa, estorsione, rapina e illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravate dalle modalità mafiose sono i reati contestati a 3 affiliati alla Cosca Libri di Reggio Calabria arrestati stamattina dal centro operativo DIA. Il provvedimento è stato notificato anche al boss Pasquale Libri che, condannato nel processo testamento, era piantonato in ospedale per le sue precarie condizioni di salute. Gli altri arrestati sono Edoardo Mangiola e Claudio Bianchetti. La Cosca avrebbe imposto il servizio mensa per gli operai della ditta Bertini impegnata nella costruzione del nuovo palazzo di giustizia. Il presidente della regione Giuseppe Scopelliti, commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della sanità, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. A Scopelliti viene contestata, tra le altre cose, l'approvazione del regolamento attuativo contenente i requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e le procedure per l'accreditamento dei centri socio-riabilitativi per disabili e la riconversione dei servizi SIAD relativi alla Fondazione Betania Onlus. Si tratta, ha dichiarato Scopelliti, di atti di indirizzo politico che non hanno prodotto alcun effetto né danno economico per la Regione Calabria, né vantaggio ad alcuno. La Corte dei Conti, nel corso della relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, ha reso noti alcuni dati. La sanità resta in primo piano nell'attività della Corte. Sono stati infatti 103 gli atti di citazione in materia per 300 milioni di euro di danni, ma dalla fine del 2011 sono emersi i primi proficui effetti dell'azione svolta dal commissario ad acta Giuseppe Scopelliti per l'attuazione del piano di rientro dal deficit. A rilevarlo, il procuratore regionale della magistratura contabile calabrese Cristina Astraldi De Zorzi. Hanno passato la notte al freddo sul tetto della sede dell'azienda alcuni operai della Smeco, la società che si occupa della gestione dei depuratori nella provincia di Cosenza. Da ieri pomeriggio hanno occupato il terrazzo e il tetto del palazzo in cui sono ospitati gli uffici della società a Roges di Rende. La protesta deriva dal fatto che da ottobre scorso gli operai non ricevono lo stipendio a causa dello stato di dissesto della società, che a sua volta non sta ricevendo pagamenti dai comuni consorziati.